Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato e sottoposto a sequestro 5 officine abusive totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali e ambientali, in quanto in separate attività presso esercizi complessivi 48.330 prodotti tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del codice del consumo, della speciale normativa del settore, a norme del contrasto della contraffazione. I locali delle officine meccaniche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, i responsabili sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria per non aver adottato le misure di sicurezza opportune per lo smaltimento dei liquidi e dei materiali nocivi frutto dello scarto da lavoro. Congiuntamente sono stati avviati mirati controlli finalizzati alla verifica delle posizioni dei lavoratori e degli obblighi di natura tributaria. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo numerosi prodotti privi delle istruzioni, le avvertenze per l'uso, le informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all'origine dei prodotti ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per quanto concerne la contraffazione dei marchi, sono stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi capi di abbigliamento di noti marchi della moda per violazione delle norme a tutela della proprietà industriale. Per le complessive violazioni riscontrate sono state altresì elevate sanzioni fino a 200.000 euro a carico dei responsabili.